Seconda sconfitta in campionato di fila per l'Udinese, che esce con altri 3 gol presi contro l'Inter. Sicuramente abbiamo visto delle risposte diverse rispetto alla gara di Roma, ci sono però ancora tante cose in cui dobbiamo migliorare. Sì, è una partita che lascia sicuramente un rammarico, perché è una sconfitta con una delle squadre, se non la più forte del campionato, ma era una partita in cui si poteva fare punti, secondo me, e gli errori difensivi ancora una volta sono stati determinanti. Va detto che c'è un problema che possiamo definire di concentrazione, perché i gol sono arrivati dopo pochi secondi nel primo tempo, negli ultimi sempre della prima frazione e dopo 1 minuto e mezzo nel secondo tempo. Runjaic ha ammesso di essersi arrabbiato negli spogliatoi, quindi sicuramente c'è un qualcosa anche a livello mentale che l'Udinese deve migliorare in qualche modo. Sì, diciamo che a livello di gioco, ecco, togliamo per un attimo l'aspetto mentale, a livello di gioco alcuni concetti li abbiamo visti. Il nuovo, Touré, che si sganciava, che abbiamo visto, qualche errore dietro in posizionamento, ma si sgancia molto. Uno Zemura propositivo, quindi sicuramente c'è qualcosa che salviamo da questo 3-2 contro l'Inter. Magari non è stata una prestazione in toto negativa come quella vista contro la Roma. Sicuramente bisogna però lavorare ancora in tantissimi aspetti, e anche in questo probabilmente forse i tanti acciaccati, perché Pagero, Christensen, Camarà sono mancati un po', e i nuovi, Touré, Zarraga che ha giocato meno e che ha giocato oggi, magari hanno dato certe risposte ma si sono fermati un po' lì. Gli è mancato quel quid per giocare contro una grande come l'Inter. Certo, abbiamo fatto una buona partita con una formazione che sicuramente non è la titolare, partendo dalla difesa, che ha comunque dato buone risposte, ma certamente deve ancora migliorare in tantissimi aspetti. Anche per quanto riguarda il centrocampo, con Zarraga, e le fasce con Zemura, che comunque non ha giocato una partita negativa, anzi è stato propositivo in più occasioni e non ha fatto rimpiangere, secondo me, Camarà. E c'è da dire comunque che probabilmente con una rosa al completo e quelli che sono veramente i titolari scelti da Runjaic, ripeto, il rammarico è quello che secondo me si poteva veramente fare punti se arrivati a questa partita con... Sì, siamo in un percorso e giustamente ci sono ancora alcune cose da sistemare. Adesso si andrà a Lecce per un'altra partita dove fare tesoro delle cose negative, delle cose positive, per esempio un Davis che fa 60 minuti e una buona staffetta con Lucca, per una partita dove lì sì non bisognerà sbagliare perché ci sono un paio di punti importanti.